Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo con il calcio. Nella settimana appena passata si sono giocate le competizioni europee. In Champions League abbiamo visto la vittoria fondamentale per 2-0 dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk, vittoria che le permette di qualificarsi agli ottavi dopo 10 anni. Nella gara finale contro il Real Madrid si giocherà anche il primo posto del girone. Prima vittoria in Champions League anche per il Milan, che vincendo 1-0 al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico Madrid, tiene in corsa le sue speranze di passare al turno successivo. Deve essere però decisiva la sfida finale contro il Liverpool a San Siro. L'unico risultato accettato è la vittoria. In più bisognerà sperare in dei particolari risultati delle avversarie. Sconfitta roboante invece per la Juventus, che a Stamford Bridge contro il Chelsea perde per 4-0. Juventini mai in partita e completamente distrutti dalla squadra campione d'Europa. E infine l'Atalanta ha pareggiato per 3-3 a Berna contro lo Young Boys. Un risultato che non condiziona il cammino europeo della squadra bergamasca, ma che ora le permette di avere un solo risultato possibile, cioè la vittoria. Le altre squadre impegnate nelle competizioni europee sono il Napoli, che ha perso per 2-1 contro lo Spartak Mosca, una sconfitta che rende fondamentale l'ultima gara contro il Leicester, in cui i napoletani devono solo vincere. Mentre la Lazio ha vinto per 3-0 contro la Lokomotiv Mosca, migliorando il suo cammino anche se rimane in seconda posizione nel girone, dietro al Galatasaray. In Conference League invece è arrivata la vittoria per 4-0 della Roma contro lo Zoria, una vittoria che lascia la squadra romana al secondo posto nel girone dietro i norvegesi del Bodo Glimt. Passiamo ora alla giornata di Serie A. Giornata che è iniziata con un big match subito, il sabato alle 18, che ha visto di fronte Juventus e Atalanta. Ad uscire vittoriosi dallo Juventus Stadium sono stati i bergamaschi, con il risultato di 1-0 con gol di Duvan Zapata hanno portato a casa 3 punti fondamentali, perché ottenuti contro una diretta concorrente per la lotta Champions. Alle 20:45 invece si è giocata a Venezia-Inter. I milanesi hanno vinto per 2-0, accorciando verso la testa della classifica, dove è risultato sconfitto il Milan, che contro il Sassuolo a San Siro ha perso per 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra rossonera, che complica la lotta per lo scudetto, in quanto l'Inter si è avvicinata ed è solo a un punto, mentre il Napoli, che ha giocato alle 20:45 contro la Lazio, ha sconfitto la squadra romana per 4-0, una partita senza storia in cui Dries Mertens ha dominato, siglando una doppietta. La squadra napoletana così scaccia subito i brutti pensieri della sconfitta di settimana scorsa contro l'Inter. Vittoria anche per la Roma, che ha vinto per 1-0 contro il Torino. Una Roma piuttosto guardinga che ha sfruttato al meglio le poche occasioni avute. Passiamo ora al tennis. Nella settimana appena passata si è giocata la prima fase della Coppa Davis. L'Italia era nel girone con Stati Uniti e Colombia e ha ottenuto 2 nette vittorie per 2-1. In quanto nelle prime 2 partite, cioè i singolari, l'Italia ha sempre vinto, portandosi sempre sul 2-0 ed essendo già certa della vittoria ha subito 2 sconfitte indolori nel doppio. Poi sono arrivati i quarti di finale che si sono giocati proprio ieri sera. L'Italia purtroppo ha perso per 2-1 contro la Croazia. Sonego ha perso il primo singolare per 2-7-1. Sinner è riuscito a portare un punto all'Italia ribaltando Martin Cilic e vincendo anche lui per 2-1, ma purtroppo nel doppio è arrivata una netta sconfitta per 2-7-0. Italia che quindi è eliminata dalla competizione ed è davvero un gran peccato, perché le prime fasi si erano giocate tutte a Torino, quindi aveva grande supporto da parte del pubblico che sperava in risultati migliori. Per oggi è tutto. Quindi con Passione Sportiva di Mattia ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti!